quanto mai? Gino, ascoltami qua. Dove sei stata finire? In piazza. E ho sentito una novità. Gli dice che qua sul borgo si arriva una donna malefica, una strega. Una strega? Una strega. Ma che strega è strega! Ah, ti avevo detto, te fa mai frequentare quel borgo là. Bisogna che te stai qua in mezzo a ste pecore qua. E dove sei a sistemare sta strega? Gli dice che si va a sistemare su le coe, che sei a casa vecchia, che sia il cimitero. Nel cuore. Sì. No, Gino! Ma cosa ti è questa storia qua? Ti dice che vai in giro a tirare su le erbe sane. Ma dove io? Forse che l'ha fatto i figli magici. Se te passasse più tempo a gattietto su erbe, a sta ora qua noi altri, avremmo tutti a panza piena. Femina, non sta a pacciuare, non sta a mormorare di striga, perché se te senti mi manda il malocchio e maledizione. Ma vai. Ma guarda Dio questo qua. Ma io vedo Dio cattiva e già queste femmine. Ma siamo a posto ora qua, Lo sai, Ma questo che streghe, cioè. Adesso che penso? L'altra sera ero sentato qua fuori dalla porta insieme con i miei bei putei quando che a un certo punto ho visto una roba strana a volare in cielo. Oh Maria, Subito avevo pensato a una sorta di Oseo, ma era massa grande. Per me era una strega che volava qua a scuola. Adesso andiamo a toccare il fondo. Per me, te eri in compagnia di un bottiglione di vino. E a scuola, era quella di tua moglie, che ti mandava in letto da quando imbriaco che ti eri a casa. E streghe esiste, mica credo. Su cara, va per evitarmi la merenda che ho fame, basta con queste streghe qua, non c'è mai, ciacque e via. No! Oh, qua l'uomo sempre a lavorare. Ma gli dice che streghe sono tutte cattive, fioi del diavolo. Ma per me non è vero. E può aiutare a povera gente come noi altri. Mi, per esempio, avrei un gran desiderio. Mi piaceria tanto avere un puteo. Ma pararia che sia qualcosa che non funziona. Gino dice che la colpa è mia. Perché non che sto vicino tutta la notte. Ma mi, qualche volta, vuoi mal di testa? In realtà queste donne definite malefiche furono nient'altro che levatrici, ostetriche, erboriste e guaritrici di grande valore. Esse mettevano il loro talento a disposizione della popolazione contadina, che senza il loro contributo sarebbe stata abbandonata a se stessa. Non dico una donna. A vedo che se Dio cercare qualcosa, posso essergli utile. Ma sposetta, potrebbe essere a me che sono utile a ea, visto che guarisco le ferite del corpo e dell'anima. Beh, ora sì che può aiutarmi a cano altri. Mi e Megino volessimo tanto avere un puteo, ma pararia che sia qualcosa che non funziona. Ecco qua, Gino, dobbiamo trovare forse rimedio a tutti i nostri problemi. Ma si via qua a testa! Vedi contare tutti i nostri affari al primo che te caldi e che passa di qua. E soprattutto a questa qua. Ah, buon uomo, non è per mio di aver dato tanto fastidio. Ah, son solo che drio torsu di erbe, perché siccome che guarisce persone e fa comprare femmine, gli dice che sono una striga. Ma non per neanche una strega, sei una brava femmina, vuoi solo che aiutarne? Ma essere una strega, basta essere una femmina. E la femmina di quasi sempre una strega. E mica ho paura che questa magia a me fa diventare un animale. Ah, proprio, cavaliere, proprio pensa a un bel muso, guarda, con delle ricce lunghe, grande, una coda lunga. Ah sì? Oppure ti mi farai morire anche le bestie? Chi ne tante a sto mondo, soprattutto con dosate. Ah sì? Sì.
Ah, così! Guarda, ciao! Ma vai a... Assa che vai. Ascolta qua, cosa che femo mi e ti adesso. Ora andiamo sui prai e togliamo sui fiori più bei. E dopo andiamo sui roste e togliamo sui vermi da terra. Li mettiamo insieme, li buttiamo sul pignaton e dopo li mettiamo su a seccare. Quando che sei diventa una bella polvaretta, da Gino finché dorme, te che cavi un po' di capelli, te che metti passora, pensava re. A funzionerà? Sì, a funziona, fidate! E dopo pensiamo anche a fare tomate testa. E ora troviamo due foglie di olivo e te le metti qua. E te il colore. E ti strucchi. Ma dove vai a Pierina con quella femmina là? Guarda, ma sono i coi! Ma cosa darà a fare adesso? Cosa bruglia? Guarda! E così fece Pierina quella notte stessa. Ma il futuro della strega doveva essere oscurato dalle tenebre della chiesa. E infatti, quando si seppe che il borgo aveva dato ospitalità a una strega, il potere religioso tuonò contro i poveri contadini. Oh, qua tutti se ne va il monaco. Chissà che questo parla bene. Mi è giunta voce che in questo borgo avete dato ospitalità a una strega. Oddio, Madonna, capito Se questo fosse vero, da un momento all'altro su di voi, su tutti voi, cadrà la punizione divina. E sapete che essere complici di streghe e fattucchiere è un delitto contro la legge divina? Allora, ditemi, dove si nasconde la serva di Satana? Adesso che penso... cosa l'hai l'avevo vista voi. Nessuno parla. Allora scogiterò io un modo per condannarla e catturarla. Quanto che ragione. Gente, che avevo sentito cosa che ha detto il monaco. Guarda che cose qua si mette mai adesso. Sai io cosa che femo? Bisogna che parliamo e se no mi usa tutto il borgo. Guarda che sei dove che si nasconde, Perché mi tengo anche visto. Mi avevo vista, ma mi non so dove che si nasconde. Sì, te ho visto mia nel superpoi poea. Beh, ma insomma, ha fatto solo che del ben poretta. Tagli! Punto finire la caticcia al fuoco! Anche se la certa somiglianza a trattire una strega che lì! Bravo Gino. Ah! Oh, senti, arriva i guardie. Dove vai? Cosa che farai adesso? Datore a strega. Ma allora sa dove che sei? Io da me, ma da te che lì non ho fatto niente, se ne sale, mi ho fatto solo che del bene, non ho fatto niente. Ma dai, ragazza, pa! Non ho fatto niente. E adesso gli parte il tribunale. Tutti vermi, tutti mossi, Era che avevo una tutti mossi, zombie, guarda qua, questi, basta. Avevo una Fatto zombie, niente, avevo. non ho fatto niente, non ho fatto niente. Luciana! Non ho fatto. In base alle voci che girano in paese, siete accusata di seppellire i cadaveri del cimitero per far preparare filtri d'amore. Fingete di guarire dalle malattie senza niente sapere di medicina. Mangiate i bambini. Organizzate sul Colbattia osceni convegni con ricchi banchetti e cibo a sazietà. Ecco che ora non andi non mi invita mai! Cibo permesso solo alle streghe. Non andi pareti con lei, pensa sia a casa, senza pagare! Pertanto, in nome della Santa Chiesa, ti condanniamo a rogo!
Satela le punirà tutti! Andati! Le streghe furono condannate al rogo dalle superstizioni del tempo. La loro è una storia intricata, appassionante, terribile. È una vicenda di una folle caccia perché belle, brutte, ingenue, colte, semplicemente donne.